È sempre stato al suo fianco e lo ha sempre seguito dal 1994, giorno della discesa in politica di Silvio Berlusconi, che è diventato anche quello dell'appartenenza a Forza Italia di Michele Zunino. Oggi l'assessore al bilancio e alle partecipate ricorda con commozione l'ex premier scomparso. Il ricordo più bello è stato quando io sono entrato in Parlamento nel 2005, entravo tra l'altro durante il voto di fiducia, lo raggiunsi al tavolo appunto dei ministri, lui stava ascoltando le repliche dell'opposizione e mi disse: benvenuto in Parlamento, mi raccomando che c'è molto da fare. E anche recentemente, quando in diversi ambienti della politica veneziana alcuni pensavano potesse cambiare partito, visto la sua vicinanza con il sindaco Brugnaro, Zunino è invece sempre rimasto fedele agli azzurri. Penso che sia stato un uomo eccezionale, un uomo che ha dato tanto all'Italia e obiettivamente anche come partito, io che ho militato per 30 anni in questo partito che è Forza Italia, lui era la guida. Nessun dubbio sul cammino futuro del partito. Continua con le sue idee, continua col suo carisma, ma mi sento di dire che continua anche il partito perché siamo fondamentali in questa maggioranza, perché siamo fondamentali in Europa, perché siamo fondamentali nel centrodestra. Veramente un grande saluto al mio presidente, come dico io, sempre per sempre il mio presidente.